adesso dovrei trovarmi con il tipo che viene a vedere la moto, speriamo bene, e dopo sono libero per continuare un po' i lavoretti al camper qua. Un po' fresca. No, aspettiamo prima di togliere. O no? Sì, dai, aspetterei un po'. Non ho anche fatto vedere come sta venendo. Brutto. Allora, prima di uscire, occhio, guarda, un ciappino, 2 ciappini, 3 ciappini e questo. Ah no, ma te l'avevo già fatto vedere. Sono incoglionito. Va bene, ho aggiunto uno qua e questo qua, se non te l'avevo fatto vedere, la luce l'ho spostata qui, la spegnerò col piede perché lì è ruvido e si stacca. Poi altre cose nuove, le news. Tac. Questo per la carta igienica. Avevo pulito col compressore tutto quanto, adesso devo rimettere giù il tappeto e questo cestino nuovo che l'altro era rotto, così questo, essendo anche più corto, beh, adesso è chiuso perché ho i nastri, non ci sbatti col piede quando è aperto, no? Il super ombrello devo farti vedere prima o dopo, adesso non ho voglia. Qua si spande acqua, questo è il lavandino. Allora, ho fatto un po' di sbavature e si sistemano col diluente, però qua mi sembra sia venuto bene. Il colore passa dentro, accidenti. Vabbè, sempre meglio di prima, dai. Qua ad esempio è venuto bene, però vedi? Qua c'è andato, qua a fare col diluente anche qua. Ciao suino! È venuto a trovarmi questo suino pericoloso, anche lui. Vedi perché all'uomo hanno fatto le unghie? Per togliere lo scotch. Che devasto! Sono sempre devastato! No! È che stamattina sono andato a lavorare, poi arrivato a casa, sono stato fino adesso che sono le che è finito il sole, e a pulire il camper col compressore e tutto quanto, perché sai, sono stati fatti i lavori, quindi c'era segatura eccetera, pulito tutti gli angoli, ho anche approfittato, l'ho proprio incraniato, sono stato dentro col compressore, quello grosso, e quindi è tornato tutto a nuovo, adesso il camper è più leggero. E dopo, come hai visto, abbiamo attaccato il cestino metallico al posto della vaschetta nella porta di plastica che era tutta rotta, e poi il porta carta igienica in bagno impermeabile, così puoi lavarti e lasciare la carta igienica lì senza doverla mettere nell'altro piccio, così recupero posto anche nell'altro piccio, nel gavone alto del bagno. E poi cos'altro ho fatto ancora? No, ho fatto altre. Le linee fuori, per poco, perché ho finito il nastro di carta, adesso ricontinuerò, prima quando avrò voglia, secondo quando avrò il nastro di carta. Poi ho fatto altre cose. Cosa abbiamo fatto? Te un cazzo come sempre, ma qualcosa dobbiamo aver fatto. Altre robe. Controllato la lampada fuori per vedere se c'era l'interruttore che magari non portava corrente. L'interruttore aveva un cavo staccato, sì, e l'abbiamo riattaccato, però in ogni caso è partita proprio la lampada fuori, quindi vabbè, un giorno la ordino su internet un'altra che faccia molto più luce di quella di prima, così ha anche un senso cambiarla, no? Perché cambiarla per riprenderla uguale, insomma, capisci? E le lampadine a LED sulle luci di cortesia del camper, no, quelle di serie, te le faccio vedere questa sera, me le ha regalate lo zio. Allora, di là una relativamente normale, tipo con 4 LED, 6 LED, non mi ricordo. A sinistra una con 12 LED, cioè roba che fa giorno, però la proviamo stanotte. In più c'ho questa qua centrale che ti ho fatto vedere, l'altra nella porta, la grande.
mamma ti ho detto che ero indietro di sonno fuori maniera, cioè sono qua che ho quasi gli sbarioni. Allora io direi, perché ho pranzato tipo alle 3 oggi tra una roba e l'altra, no? E io andrei a fare un giro di ricognizione al faro di Jesolo a vedere com'è il parcheggio, così vado a prendermi la pizza a portar via in una pizzeria lì vicina che è veramente molto buona, me la mangio al faro dentro al camper, vedo anche se c'è parcheggio lì in parte alla pizzeria per mollare giù il camper giustamente a prendere la pizza, e dopo vado a dormire a Cortellazzo. Sì, che c'è il posticino tranquillo, così il cane andiamo a fare le pisciate nel mare. Mi sembra sempre che ci sia tipo qualche pezzo staccato, in realtà sotto il sedile ho le bombolette spray, no? E quindi le palline metalliche dentro, quando muovi il camper e fai le curve, fanno tutti quei rumoretti che sembra che perdi pezzi in giro, in realtà no, sono quelle. Però è brutto da sentire, no? Vero cane? Non frega niente al cane. Vediamo il panorama di dove abitiamo in questo momento. Può andare bene? Sì dai, può andare bene. Può andare bene. Ecco, questa è la mia vista. Non so, mangio la pizza qua? No, ma non mi piace la pizza che fanno qua vicino. Oltre al problema del parcheggio. No, vado a dormire in spiaggia. Io perfino mal di testa. Sì, guarda che il sole è rosso, come le mie linee. Cazzo, ho sbavato di brutto però. Vabbè, diluente a 1000, via. Vieni cane. Dov'è il cane? Qui il cane, guarda che sole, guarda che sun. No, ho lasciato l'accendino a casa, in camper, no? Eccolo qua. Dove va con quel codino alzato? Far la pisa, nascosta lì. Guarda che sole. Cockles. Luna, sole, luna, aereo senza scie chimiche e aereo con scie chimiche. 2 con le scie chimiche. Buono cazzo, molto buono. E il gabbiano? No, niente scie chimiche il gabbiano. Bello. GoPro me lo fai rosso come lo vedo io però. È bellissimo. Ma che cielo. Ma vuoi vedere che hanno fatto un'area cani? Ma che grande. Parco Cassilis. E in mezzo c'è il laghetto. Boh, non so se è un'area cani. No, non ne ho idea. C'è uno col cane dentro. Guarda che ci sono altri 2 o 3 camper. Magari sei tu. O quello a destra o quello a sinistra sei tu. E forse là c'era un altro. No, sono 2. No, 3 mi pareva averne visti. Ah no, il terzo è il mio. Sta roba che sono curioso. Sono curiosissimo. Ah, è una roba con i rubinetti. Spenti. Però i rubinetti, hai visto Amy? Qua cosa c'è? È che noi dobbiamo curiosare tutto. Sembra... No, col muso. Cioè, sembra piccola area sosta camper. Cioè che c'hai i rubinetti e la presa, no? Hai visto la colonnina. Però guarda dove sei. Nel laghetto, cioè lo parcheggi là. Qua non puoi, vedi, non puoi entrare dentro col camper. Strana sta roba. Su sto pezzo qua. Non riesco a capire. Vabbè, sono già stanco, devo anche capire le robe, no? Il camper nella foresta. Eccolo là. Ecco, adesso è sorto il problema di chi mangia alle 3 e mezza del pomeriggio e adesso per cenare come faccio? Perché? No, come fate? Ti spiego il problema. Allora, adesso sono le 9:12, non ho fame manco per il cavolo, però cosa succede? Dopo magari avrò fame. Quando avrò fame le pizzerie sono chiuse. E non ho voglia di farmi roba qua, perché mi ero già messo in testa che dovevo mangiare la pizza, cioè capisci? Sono fatto tutto così. Non lo so, perché ho anche un sonno che sto morendo. È un casino, cioè ho sonno ma non voglio andare a dormire. Ultimamente non voglio andare a dormire, mi sembra quasi di morire, no? Cioè di rinunciare alla giornata che per me comunque sta ancora continuando. Cioè per me andare a dormire è sempre stata una roba brutta, a meno che proprio non ho niente da fare, non dico annoiato, però insomma non ho vari interessi, varie cose, e sono tanto indietro di sonno, allora lì dico non vedo l'ora di andare a dormire. Però no, per il resto non sono un tipo che vede l'ora di andare a dormire. Non voglio andare a dormire, cioè è veramente un po' come morire, poi rinasci il giorno dopo, però per me io la vedo così. No, vabbè, dai, non lo so, perché il parco per carità è anche una vista relativamente bella, però no, credo che andrò a dormire al faro per un semplice motivo, perché io poi, anche se non ho la vista a mare, che chiudo un occhio a sto discorso qua,
comunque quando mi faccio il caffè scendo dal camper e mi bevo il caffè in riva al mare, cioè capisci? E io sono tutto strano, mi piace fare ste robe, mi piace da matti. Infatti è anche per questo che metto tutta sta enfasi a sto cacchio di camper, perché mi sta regalando tutte queste cose. Cioè non è solo il camper che ha realizzato la mia fissa della tiny house, ma è proprio il giardino di questa tiny house, no? Che cambia di continuo, è infinito, infinito, bellissimo. Però carino se esistono degli oscuranti, a parte che i miei vabbè sono anche buoni, non avrebbe senso cambiarli, però se facevano degli oscuranti tipo non so con un paesaggio di montagna invece del grigio, no? Cioè per dentro, potevano farlo, no? Vabbè. Ah, adesso che è buio ti volevo raccontare il discorso della lucetta di cortesia per il letto. Non so se te l'avevo già raccontata, ma casomai rifacciamo, magari non hai visto il video precedente, eccetera, eccetera. Allora cosa succede? Io tanto il perché ci tenevo abbastanza, no? Io devo andare a dormire, quindi cosa faccio? Questa deve essere accesa. Prendo la scaletta, tiro giù la scaletta, salgo nel letto, vado fino là in fondo che c'è la luce del letto, la accendo, non è finita. Rismonto giù dal letto, vado qua, spengo questa luce e rimonto su e vado a dormire. E invece ora possiamo fare così. Mi accendo la lucetta qua, questa la posso spegnere subito diretto, guarda ci vedo veramente da Dio, si mi illumina la parte toilet, guarda mi illumina anche tutto il letto, bello, vado su e la posso spegnere col piede tranquillamente, hai capito? Tanto basta far così, cazzo figata, e questa lampada qua costa 6,90 €, una roba del genere, 6,50 €, pensavo 5 €, invece no, va dai 6 ai 7 € circa. L'avevo messa qua inizialmente, no? Però qua diciamo è un materiale che mi si stacca, mi si è staccata subito e allora l'ho attaccata qui alla porta, hai capito? Alla porta ci sta, però vabbè, è anche carina attaccata alla porta, cioè in fondo dopo apri la porta e la vedi anche da fuori, no? Giustamente, prima le cacchiate, dopo le cose importanti. Io credo di aver venduto la moto. Oggi abbiamo iniziato a compilare il passaggio di proprietà perché poi vado in comune a compilare appunto il mio certificato di proprietà, farlo firmare in comune e metterci la marca da bollo. Poi viene giù il ragazzo mercoledì, oggi è sabato, viene giù mercoledì, mi dà i soldi, io gli do le chiavi e gli consegno il certificato di proprietà e poi lui continua il passaggio al suo paese, all'Azzi, al suo paese che gli costa meno. Eccezionale. Quindi io avevo pensato di procedere appunto subito alla scrivania, quella in ogni caso avevo detto di prenderla. Scrivania, una batteria servizi per ora, perché c'è sto dubbio che 2 siano troppe. Cioè non è il problema di avere il troppo, il problema è che dopo avrei troppo non utilizzato ma molto peso in più, perché pesa tanto una batteria da 110, cioè capisci? Riempirsi di peso in un camper per una cosa che non usi lo evito, se poi la uso sì, cioè, mi tengo volentieri 3 batterie servizi, però non, ma è meglio prenderne una all'inizio e poi si vede. Il pannello l'abbiamo guardato oggi io e lo zio su, ma boh, non so, si deve capire anche lì, perché il pannello che ho ha detto che è enorme, quello che ha lui che carica 2 batterie da 100 ampere per diciamo un carretto con un gancio, questo carretto tira le robe alimentato dal pannello fotovoltaico, il suo pannello fotovoltaico è 1/3 del mio, in effetti il mio sembra che carichi sempre a palla, da vedere, cioè lo prendo volentieri, ma se effettivamente proprio non serve, hai capito, quindi più avanti il pannello fotovoltaico, ecco, perché col discorso della moto era venuta la possibilità di prenderlo subito, però se dopo viene fuori che è inutile un secondo pannello, hai capito, soldi buttati, no? E poi sì, stabilizzatore e microfono della GoPro, quello sì, sì, soprattutto stabilizzatore e microfono della GoPro. Ah, e la termocopia del frigo, adesso non mi ricordo come costi, come eravamo, non era un prezzo altissimo, però gli avevo detto comunque facciamo più avanti, perché purtroppo è stato pulito, regolato e tutto, ma dopo un po' si spegne. E niente, io ci terrei a avere il mio frigo che va a gas.
è venuto fuori un po' il discorso, il ragionamento oggi del fatto che uno si prende il camper vecchio e giustamente poi vedi ci sono i lavoretti da fare. Io avevo detto difatti starò tra virgolette fermo qua in zona per non tanto per abituarmi a allestirlo e prepararlo, ma anche per vedere che insomma vivendoci dentro vengono fuori col tempo tutte le magagne, le cose da cambiare, migliorare eccetera eccetera, e in effetti sono venute fuori tutte adesso. Quindi si è fatto sto ragionamento: uno prende il camper a pochi soldi, tipo io gli ho dato 4.500, però consideriamo che all'inizio ero andato a vedere un'altra concessionaria, un camper che era in offerta, mi sembrava anche un bel affarone, 30.000 euro, te lo facevano a rate, 300 euro al mese. Uno dice cavolo, non è niente, però sai, hai sempre il vincolo, per lo più psicologico, di dover star fermo o comunque avere l'ansia di avere un lavoro e di tenertelo e tutto quanto, perché hai le rate da pagare. Cioè questo è molto importante per la mia salute psicologica, capisci? In più il finanziamento per quei 30.000 euro, 30.000 qualcosina, era 9.000 euro. 9.000 euro diviso 2 fa 4.500, il costo del mio camper, cioè capisci, 2 dei miei camper solo per il finanziamento. Allora ho detto vabbè, lasciamo per 39.000 euro meno 4.500, 6 soldi di lavoro che posso investirci. Cioè questo è il mio modo di prendere le robe a rate, no? Cioè intanto ho preso un camper che comunque mi piace un casino, sinceramente. L'unica pecca, vabbè, per me è il motore, cioè un 1.900 turbo, se era un 2.500 turbo era il massimo. Però no, con l'allestimento così, hai visto che a disposizione che ha, e i colori, il bombolone del gas e tutto quello che ci va dietro, ne ho guardati a migliaia ma non ne ho trovati. C'era solo questo, tra l'altro era anche relativamente vicino, era a 150 km da me, e sono andato a prendere questo. E adesso, cioè alla fine quanti soldi ci avrò speso? Ci avrò speso, metti, un 1.000 euro. Ah no, aspetta, ci sono stati 500 euro di freni. A farla grande, tra tutti gli accessori, le robe che ho aggiunto, le robe che ho cambiato, tutto 1.500 euro. Quindi insomma 4.500 più 1.500 siamo a 6.000 euro, voglio dire. Quindi ho comunque preso un camper adesso completo, perfettamente funzionante, a 6.000 euro. Pompa dell'acqua nuova, termocopia della stufa nuova col bottoncino nuovo, termocopia del frigo nuova, freni nuovi, tutto nuovo, hai capito? Inauguriamo il porta carta per l'anno. Tac, tac, perfetto. Così posso avarmi. Devo ancora rifare il bagno, devo muovermi. Gli specchi. Allora sì, per quanto riguarda gli specchi, mi hanno detto che c'è una vetreria qua a Jesolo, quindi io, quando? Se è aperta di sabato pomeriggio, io anche ci posso andare, se no cazzo lavoro anche di sabato mattina, perché quella troia. Così mi rifaccio gli specchi, questi qua fuori che sono orrendi, quelli del bagno non ne parliamo, quelli della cucina, faccio fare gli specchi fini. Avevo pensato a quella plastica là che è più leggera, ma no, ho già visto, sono leggeri anche questi, perché sono proprio fini, hai capito? Però è specchio vero, cioè ti specchi veramente bene. Aspetta, tutto spento apposta, occhio perché. Allora, luce di cortesia 1, guarda che robe. E occhio, luce di cortesia, spam, 2, super, guarda che roba incredibile, fantastica. Ma se non dovesse bastare, abbiamo anche questa. Giorno, vero cane, guarda che robe. Cosa dici? Ti piace? Fai finta di niente, Controlli, fai finta di controllare ogni volta che ti faccio dire qualcosa, te fai sempre finta di controllare le cose, ma digli non è vero. Guarda. Allora, non c'è un cacchio di nessuno, fammi pensare. Io potrei parcheggiare comunque qua. Ecco qua. Sì, che dici, cane? 2 metri dalla spiaggia, adesso andiamo a farci un giro. Io cane pericoloso, vero? Sì, dai.